Col precedente manager Eric Mae è arrivata perché praticamente non gli aveva nascosto l'offerta Honda per il 2023-2024. Sapeva, ma l'aveva convinto a restare Yamaha. Quando Honda l'avrebbe già ricoperto il d'oro per quel biennio lì, per cui c'è stata la rottura per come aveva gestito quella trattativa lì, detto francamente. Per cui alla fine, e tra l'altro ricordo che Quartararo nel 2014, quando correva nel CEV, vinse, siglò un contratto quinquennale con Honda, Poi che rotto. poi vi rinunciò, trovarono la clausola per quando andò poi in Leopard, per dire. Ecco, a me risulta 15 milioni, è vera la notizia, è fatta, eccetera, eccetera. Va detto che ovviamente si parlerà solo di soldi, immagino, ma Honda ha fatto tutto quello che doveva fare, nel